Ha vinto la fascia di papà più bello d'Italia e in quell'occasione Manuel Zardetto, 34 anni di Vittorio Veneto, non ha fatto mistero di essere omosessuale e di avere una figlia di 6 anni grazie alla fecondazione assistita. Ma sul web sono piovuti insulti, gretti e omofobi e auguri dei peggiori mali anche alla piccola. Che il suo racconto di padre gay con un compagno avrebbe suscitato reazioni, Manuel l'aveva messo in conto. In realtà non era così inaspettato, nel senso che, voglio dire, siamo in Italia, certi tipi di argomenti sono ancora ritenuti tabù, ahimè da tanti. Ma la sua è una di quelle realtà che molti non vogliono accettare ed è venuto fuori il peggio. C'è stata una persona che mi ha scritto e mi ha detto: non stupirti se un giorno tua figlia verrà violentata. E quando ho letto questa cosa sono rimasto un po' così perché ho detto: ma esattamente che tipo di, ehm, non lo so, che ragionamento hai fatto per collegare queste due cose? Quindi genitore omosessuale, tua figlia crescerà e si meriterà questa cosa. Questo mi ha colpito veramente cioè più che altro mi ha anche ferito. A colpirlo anche chi ha messo in dubbio la legittimità della sua paternità come se l'atto fisico fosse fondamentale per essere un genitore. E questo, a parte che sono ovviamente non d'accordo, però mi colpisce nel vivo perché io comunque sono un ragazzo che è stato adottato. Né Manuel né il coordinamento LGBTE di Treviso intendono procedere con denunce. Quello che serve semmai è creare occasioni per parlare di queste famiglie alternative. L'obiettivo in realtà sarebbe quello di riuscire ad avere uno spazio, dove poter parlare apertamente di questo argomento, dando così delle spiegazioni, portando avanti delle, motivazioni, delle dimostrazioni in modo pubblico. Servono, dice, degli influencer sociali che facciano comprendere la normalità di condizioni come la sua, che la figlioletta invece accetta con la spontaneità dei suoi 6 anni. Speriamo che le prossime generazioni invece facciano davvero proprio questa, maniera naturale di vivere, di pensare le realtà.